Cari amici di Eventi del Territorio, ben ritrovati, una nuova puntata. Quest'oggi ritorniamo a Monfumo. Siamo alla 41esima edizione della Festa della Mela, siamo qui nella zona adibita alla Proloco, con noi il nostro carissimo Ivano De Paoli, che è il presidente della Proloco. Ben ritrovato Ivano, grazie di averci concesso questa breve intervista e soprattutto di averci invitato in questa nuovissima edizione. È un piacere, come sempre. Naturalmente tanti piatti tipici del luogo. Per i nuovi telespettatori quali sono? I nuovi piatti tipici quest'anno abbiamo, visto che si parla della festa della mela, quindi il piatto principale è a base di mela, quindi abbiamo gnocchi, gorgonzola e mela, spezzatino alla mela, arrosto con le mele e poi tutti i vari dolci alla base di mela e questo più o meno è. Ci dicevi che quest'anno, grazie anche alla spinta dei giovani, è stato scelto di fare 2 weekend. Esatto, infatti normalmente per questioni di forza lavoro si faceva un weekend solo. Quest'anno i giovani, e quindi gli abbiamo dato retta molto volentieri, facciamo 2 weekend, di cui questo è il primo, facciamo sabato e domenica, quindi 27 e 28, e poi 3, 4, 5 ottobre, il secondo weekend finale della festa. Quindi è doveroso da parte della vecchia guardia dire un grazie enorme a questi giovani. Assolutamente, già li tiriamo su perché la vecchia guardia comincia anche un po' a essere stanca, diciamo, no? Quindi, e soprattutto perché il paese ha bisogno di nuove leve, di portare avanti queste associazioni che richiedono molto impegno, molto lavoro e molto sacrificio, quindi sacrificare del tempo proprio per dedicarlo a queste. Ivano, alle nostre spalle la zona giovani si sta riempiendo, il capannone è già pieno. Sì. A te 2 minuti per invitare i telespettatori a venire a Monfumo per il prossimo weekend. Anche per domani abbiamo tutto il giorno, mezzogiorno e sera. Domani sera c'è un bel gruppo musica anni 60 e 70, quella che piace a noi anzianotti. Speriamo che il tempo ci dia una tregua, perché veramente c'è una cosa incredibile, e quindi vi aspettiamo numerosi alla festa della mela. L'ultimo weekend, l'ultima domenica, quindi il 5 di ottobre, c'è anche la mostra mercato che sarà distribuita su tutto il piccolo comune qui di Monfumo, nelle vie adiacenti al centro di Monfumo, dove si potranno acquistare diverse varietà di mela e altre prelibatezze e prodotti del posto. Esatto, del luogo. Ivano, noi ti ringraziamo nuovamente per averci invitato, per averci accolto calorosamente. Con lui adesso andremo a fare un giro nel retro delle cucine per salutare i volontari e anche per degustare questi ottimi piatti. Noi vediamo appuntamento per domani, domenica 28, e per il prossimo weekend, quello finale, quello che vi aspetta tutti voi qui Ivano, con la bellissima sagra, la buona cucina e anche, devo dire, una buona e fornita enoteca. Quindi vi aspettiamo volentieri, venite qui a Monfumo, Ivano e il suo gruppo vi aspettano. Senz'altro, grazie mille, grazie mille. Perfetto. Guarda dietro. Sì, va bene.